Va ora in onda la rassegna stampa. Come sempre la festa, più leggero il cielo vivrà. E come sempre la festa di chi è mia, perché oggi è il mio compleanno. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e oggi sono i secondi 23 con l'esperienza dei primi 46. Prima stavo discutendo con il nostro Simone, il nostro pescatore di magiche onde di Radio Libertà, e gli ho detto: che cos'è, la vecchiaia o Valentino Rossi, visto che è il numero 46? E lui mi ha risposto la grande bellezza. Ammetto che la risposta mi ha spiazzato, ma mi piace pensare che sia così e sono contento di festeggiare questa giornata assieme a voi. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che sto supplendo io fino al 14 di agosto, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659. Se avete voglia di dire la vostra, naturalmente vi si aspetta sul WhatsApp della radio, oppure 0292947222 dopo le 10 con il telefono. Cominciamo la nostra rassegna stampa grazie a Carlina che mi ha mandato questa maglietta 1980 vintage, qualità senza compromessi, edizione limitata, 100% genuino. Su questo puoi dirlo forte. Maturata alla perfezione, non lo so, solo parti originali, sì, pure questa, qualcuno è pure mancante, vedi un po' tu, ma ci siamo ancora, ce l'abbiamo fatta, ladies and gentlemen. Allora, bella gente, di che si parla oggi? Mentre il mondo sta ancora giustamente appresso all'Iran e tutte le ricadute economiche che questo implica per il prezzo della benzina, ma soprattutto del diesel alla pompa,
noi in questo paese andiamo appresso alla vicenda del mastro. Ecco, mi permetto di suggerirvi questa cosa, ve la suggerisco umilmente, ve lo dico in un orecchio. Alle 12 quest'oggi ci sarà la puntata di Capitaneria di Porto. Ecco, dentro la puntata di oggi di Capitaneria di Porto c'è l'ultima puntata di Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli, che spiega tutta la vicenda del mastro. Traduzione, vi anticipo e vi sintetizzo, non vi spoilerò ovviamente il finale, ma il concetto è molto semplice. Pensate, secondo voi Del Mastro in questo momento è indagato? È accusato di qualcosa? È imputato per qualcosa? Sapete la risposta qual è? No. Zero. Nisba. Nada. Un ciufolo. Niente. E niente, non è indagato, non ha nulla, la magistratura non si interessa di lui. Questo è tutto un ammuino, come si diceva una volta al tempo della polizia borbonica, che viene fatto per distogliere l'attenzione da alcune cosine fatte invece dai 5 Stelle. Fate molta attenzione, il caso del mastro altro non è che un'arma di distrazione di massa, e ve lo spiegherà benissimo Laura Cavandoli alle 12 dentro Capitaneria di Porto. Quindi io saluto anche gli amici che ci ascoltano attraverso la pagina Facebook della Lega Salvini Premier, però vi invito a restare sintonizzati alle ore 12 con Capitaneria di Porto, perché Laura Cavandoli vi racconterà tutta la storia della vicenda del mastro e scoprirete appunto quello che vi ho detto io. È un'arma di distrazione di massa e una nazione di 60 milioni di individui deve andare appresso a una cosa che non esiste, su un signore, ribadisco, che non è indagato, non è attenzionato dalla magistratura, non è successo niente a livello di attività dei tribunali, non c'è niente, non è indagato, non c'è nulla, però improvvisamente manca poco che lo presentano come una specie di Totò Riina redivivo, non lo so, veramente, povero Del Mastro, insomma. Comunque, vi racconteremo l'inutilità di questa storia e l'inutilità del casino che c'è stato ieri in Parlamento. Cominciamo adesso con le agenzie, l'ANSA, Medio Oriente, l'Iran. Non stiamo negoziando con gli USA su Hormuz, solo con l'Oman. Trump attacca exit Teheran dagli USA, però c'è disponibilità a tornare agli impegni. Negli Stati Uniti un caso la carenza di missili, 2 soldati israeliani morti nel sud del Libano. Ancora la Camera nega l'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula. Andiamo avanti con allarme a Lipsia, un drone bomba trovato accanto ad aerei ucraini. Caldo e afa non mollano, l'allerta fino a dopo Ferragosto. Oggi 27 bollini rossi, signori, che Dio ce la mandi buona. Infantino, la FIFA conferma il pieno sostegno al suo presidente dopo la riunione dove però sono stati ammessi errori. Ah, meno male, siamo commossi. Sanremo Giovani si cambia, il vincitore sarà l'Ariston tra i Big, il nuovo regolamento online da venerdì 7 di agosto e poi la scoperta, un grande cratere sottomarino a largo di Panarea. Maturità, boom di diplomati con lode, la gran parte al sud. Andiamo a vedere adesso la BBC che da Londra immarcescibile ci informa, no, il survey, il sondaggio lo prendiamo dopo. Infantino si scusa per gli errori ma resta presidente della FIFA. Gianni Infantino resterà il presidente della FIFA dopo aver ricevuto l'appoggio da parte dei funzionari di alto rango, ma si scusa sinceramente per gli errori fatti con i suoi piani abbastanza discutibili di investimento privato nei mondiali, anche perché quelli che stavano per metterci i soldini dentro erano i parenti di Trump. Questo si è fatto un po' troppo amico presidente americano e quando poi c'è troppa amicizia, la troppa vicinanza diventa troppa invadenza. Va bene, andiamo a vedere il maltempo, caldo e afa, perché comunque è maltempo questo caldo porco.
Calda e afa non mollano, l'allerta fino a dopo Ferragosto, centro-sud più colpito, venerdì bollino rosso in 26 città e mi scappa la pubblicità, già che ci siamo, io il preventivo del Crest militare non lo voglio, il caldo non dà tregua, continuerà a stringere, io c'ho già quello del club Alfa Romeo senza filtro, quindi non mi servono altri Crest, un altro me l'ha dato il club Alfa Romeo Catania, sono a posto così. Il caldo non dà tregua, continuerà a stringere e salutiamo gli amici. E il caldo non dà tregua, continuerà a stringere nella morsa soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri mercoledì 5 agosto le città col bollino rosso che indica possibili rischi per la salute di tutta la popolazione sono state 25, oggi giovedì 6 di agosto saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massima riguarderà tutti i principali centri urbani monitorati in Italia, lo indica il bollettino del Ministero della Salute, da che venerdì prevede il numero delle città con bollino rosso scendere a 26, con Bolzano che torna al colore giallo. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese perché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record. Per capire il reale bilancio in termini di salute è ancora presto, ma intanto gli accessi a pronto soccorso sono aumentati di circa il 15% secondo i medici di emergenza e urgenza. A fine giugno i dati ufficiali hanno registrato un eccesso medio di mortalità degli over 65 del 3% a causa del mix di umidità e temperature che in molte località stanno superando i 40 gradi. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Vi ripeto, troverete questo leitmotiv della storia del mastro, dell'arma di distrazione di massa del mastro, però cominciamo con Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Il Fatto: il rapporto di Antigone evidenzia le criticità, effetto di inasprimento delle pene, mancati interventi, celle d'afflizione, peggiora la situazione nelle carceri per il sovraffollamento e il caldo che non dà tregua. I detenuti sono saliti a 64.741 a fronte di 46.343 posti. Mancano anche 4.000 agenti. Ancora andiamo a vedere progetto finanziato con 1,5 miliardi. Nelle vecchie miniere del Sulcis nascerà un data center a energia green, ne hanno fatto un altro che è stato aperto il mese scorso in Trentino Alto Adige, perché così non si consuma corrente per raffreddare il data center. Il viaggio internazionale a novembre, il Papa oggi ad Assisi con i giovani, poi volerà in Uruguay, Argentina e Perù. A centropagina c'è questo interessante box. La sinistra, in Michigan, Abdul El-Sayed, progressista e musulmano, vince le primarie. Da noi Conte ha provocato un mezzo terremoto. I Dem provano la riconquista, ma si dividono sul socialismo. Ha vinto per meno di un punto, ma ha vinto. Non a New York o in California, ma in Michigan. Ieri, nelle primarie democratiche dello stato del Midwest, Abdul El-Sayed ha battuto la moderata Hale Stevens, dimostrando che l'ondata progressista del partito è capace di far presa anche nel cuore dell'America operaia. A novembre El-Sayed sfiderà il repubblicano Mike Rogers per un seggio che potrebbe decidere il controllo del Senato. Sostenuto da Bernie Sanders, il senatore che si definisce socialista, e dalla passionaria Alexandria Ocasio-Cortez, Ocasio, cognome e nomen, ha corso su un programma di tasse ai miliardari, sanità pubblica per tutti, critiche durissime a Israele per la guerra a Gaza. E beh, è musulmano, cosa vi aspettate? Il campo largo diventa un labirinto senza uscita, partita diversa per i democratici in Italia, la tregua sancita martedì fra la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex premier Giuseppe Conte non ha sgombrato le nuvole sull'alleanza e il campo largo. I Dem rischiano di smarrirsi nel dedalo creato dal capo dei 5 Stelle, che ha marcato con forza la posizione del movimento contro le armi a oltranza all'Ucraina e sull'esigenza di avviare un dialogo con la Russia e Putin, oltre che sul riarmo. Una frattura che fa riemergere altre differenze, TAV, nucleare, rigassificatori. Interviste alla Dem Simona Malpezzi, il tavolo sia più ampio, e al 5 Stelle Riccardo Ricciardi, normale la sfida tra linee diverse ai gazebo. Kiev resta senza Patriot, per i raid russi 17 morti, un drone armato a Lipsia. Camera voto con bagarre, Del Mastro, il centrodestra chiude a chiave le chat.
Corriere della Sera, anche il mitico Corrierone apre con Del Mastro, bagarre in aula su Del Mastro, no della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa della maggioranza sull'emendamento, Roma chiederà all'UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega, mozione Filo Conte, psicodramma nel PD, Campolargo spaccato sui fondi europei. Più di 30.000 iscritti, insulti e sessismo, l'odio nei social pro Vannacci. Tra l'altro ieri il giornale scriveva che un sostenitore su 4, quindi il 25%, sono account fake, tutto finto. Clima, allarme siccità e Lago Maggiore al minimo storico, vedete la fotonotizia per chi ci segue sui canali video, la spiaggia Sabbiadoro a Brebbia in provincia di Varese sul Lago Maggiore ai minimi d'acqua, la situazione si fa sempre più critica. Caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,40. I conflitti, Hormuz, intesa Iran-Oman, ellipsi a drone e bomba, trovata accanto a un cargo ucraino, Stati Uniti, le primarie, l'ondata dei socialisti. Ecco, io però vi devo fare una precisazione. Quando parliamo di socialismo negli Stati Uniti d'America, non dovete pensare a Bettino, oh, quanto ci manchi, all'immenso Bettino Craxi, allo statista Bettino Craxi o a Pietro Nenni, che era una figura nobile e immane, immensa del socialismo, o a Matteotti, o a Filippo Turati, o che ne so, a Sandro Pertini. Ecco, questi galantuomini qui, o anche lo stesso Giuseppe Saragat, che era socialdemocratico, no? Ecco, questi galantuomini qui con il socialismo in America non c'entrano assolutamente niente, perché l'idea di socialismo in America è una cosa molto vicina al comunismo cubano. Non c'entra assolutamente niente con l'idea di riformismo che rappresentava Craxi e che rappresentava lo stesso Nenni. Non c'entra niente con l'idea, diciamo così, di lotta alle criminalità, perché il socialismo riformista comunque è molto duro in tema di lotta alla criminalità e alla droga. Ecco, tutta questa roba qui che abbiamo qua e che avevamo qua in Italia, che era una nobile tradizione politica distrutta da Mani Pulite, bene, questa roba qui ve la potete scordare. Quando pensate a questi qua in America, sono più vicini al comunismo cubano che non all'idea di Nenni, di Sandro Pertini, di quello che volete voi. O dello stesso Fabrizio Cicchitto o di Signorile, stiamo parlando proprio di signori che hanno un'ideologia radicalmente all'opposto di questi qui dell'America. Tant'è vero che è un propal, è musulmano, è proprio il prototipo di quello che la sinistra sta diventando anche nel nostro paese e che arriverà al voto etnico probabilmente nei prossimi anni. Avete visto, hanno candidato gli islamici a Venezia, c'era quella, la convertita all'Islam ad Agrigento, portare il nome di Allah in consiglio comunale. Ma come? Qua se il Papa dice una mezza cosa gridano all'ingerenza, e portare il nome di Allah nel consiglio comunale ad Agrigento non è un'ingerenza, non si urla alla laicità dello Stato. Interessante, molto interessante. Convertita e col velo in testa. Le indagini, lo studente, l'ipotesi setta, Malta, il quindicenne in cella, la trappola social. Il Domani, eccoci qua, la destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, la maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat col prestanome dei clan Schlein, la Premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. Questi si vogliono prendere pure a Paolo Borsellino, che per una vita ha votato a destra ed era un uomo di destra con un coraggio e una dignità morale ben al di sopra di questo teatrino politico. Vi prego, per favore, vi prego. Il Fatto Quotidiano, Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro. Cairo in una colletta, non torna il corpo di Compatangelo, la 7 non ha pagato. Il povero Compatangelo è il collega che faceva l'inviato dall'America e che, ahimè, è morto all'improvviso qualche tempo fa. L'agente Pallavicino, calcio italiano fallito, superato pure dai turchi. Il Giornale, chi sta col nemico, Covid, Conte nel mirino della Nato, durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale, il piano antidisastri scattato soltanto dopo 3 mesi.
Mamma mia. Ma voi ci pensate che questo rischia di tornare a fare il Presidente del Consiglio? Ecco, ogni tanto quando vi viene voglia di mandare quei messaggi risentiti: "Ah, il mio voto, vergogna, che schifo", e questo e quest'altro, ecco, pensate che l'effetto del vostro voto per il generale, che secondo voi dovrebbe fare quella palingenesi del paese che non è in grado di fare, ecco, porterà invece questo signore a rifare il Presidente del Consiglio. Magari solo per 6 mesi, poi s'ammazzeranno come i cani, poi Mattarella indicherà il centro del campo e metteranno uno come Gentiloni o Draghi di nuovo a fare un governo tecnico. Dopodiché nel 29 si vota il prossimo Presidente della Repubblica. Mh? Vi piace l'idea di Gentiloni Presidente della Repubblica? Vi piace Gentiloni al Quirinale? Se vi piace, mi raccomando, continuate a votare quello che volete voi, non vi preoccupate. Però ricordatevi che ogni tanto bisogna stare attenti all'evoluzione delle proprie scelte. Alta tensione in Parlamento, il campo largo diviso sul riarmo, Del Mastro e Rissa, via libera alla flessibilità su energia e difesa, PD spaccato sulle opposizioni 5 Stelle, l'intervista, disastro di Ceuta, la leader PPE, tutta colpa di Sanchez, cuore bruciato, Patrizia, Mercolino e il piccolo Domenico, quell'odio social contro la mamma di Domenico, fate schifo. Fate schifo. C'è una madre che ha perso un figlio, un bambino di 2 anni. Ma che cazzo avete da sfogare il vostro odio social? Ma che vite schifose avete per andare a pigliarvela con una madre che si piange un figlio di 2 anni? Ma quanto potete fare schifo nell'andare a pigliarvela con una madre che piange un figlio di 2 anni? Veramente, ma che gente c'è in questo paese? Ve lo chiedo ragazzi. Io veramente certe volte mi verrebbe voglia di chiudere tutto e andarmene a passeggio, perché le cose che leggo certe volte mi danno davvero disgusto. Il Tempo, eccolo qua, per chi suona la campanella, caccia all'uomo mascherato. Oggi, dopo un lungo inseguimento, 2 anni di fuga poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre. Ancora di spalla, Alessandro Bertoldi, rischio nuova ondata a Ferragosto, Spagna colabrodo, Pedro spiaggiato a Lanzarote. L'ultima di Pedro, l'invasione a Ceuta, colpa di chi ha dato la news, rimossa. Non solo mascherine, così Figliuolo, superando il metodo Arcuri, rese tracciabili gli acquisti dei dispositivi. Oggi Conte giuri di dire tutta la verità sul Covid, dice Francesco Storace. Le occupazioni della vergogna, dopo Spin Time arriva De Merod, gli occupanti non lasciano ma raddoppiano, controlli al Colosseo, carabinieri a caccia di Maranza per tutelare turisti e residenti. E poi abbiamo il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, difesa, passa la linea della maggioranza con una saggia riformulazione, ma il Vannacciano mostra il cappio. Eccolo qua, il Vannacciano che mostra il cappio. Visto come siamo bravi noi ex leghisti a tagliare la corda, date una medaglia a quest'uomo, vi prego. La Repubblica, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede alla UE 35 miliardi per difesa ed energia. Tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Eccolo qua, guardatelo, questa è la democrazia socialista, quella che vogliono regalarci anche in questo paese. Socialista, Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan e la sua signora, eccola qua, ovviamente con il velo in testa, zitta e muta, dietro dei signori con la barba, tutti quanti che festeggiano questo galantuomo che peraltro, vi faccio notare, non porta la cravatta. Lo sapete perché non si porta la cravatta, no? Perché in Iran nel 79, quando venne l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, l'Ayatollah disse che la cravatta era uno dei simboli dell'Occidente e quindi come tale era meglio non mettersela. Ecco perché se voi guardate i vari uomini politici iraniani quando si mettono un vestito occidentale non hanno mai la cravatta, hanno sempre la camicia quella col collo alla coreana stile anni 60. Ecco, per questo motivo qua. Tra l'altro qualche tempo fa un imam da quelle parti ha detto che la cravatta è blasfema perché in realtà ha la forma di una croce, quindi è un simbolo cristiano, quindi come tale è peccato portarla.
E vabbè, io c'ho 407 peccati da spararmi addosso al collo, per cui va bene così. La Stampa, voto alla Camera, no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono, Del Mastro, caos in aula, eccoli qua, AVS che si mettono la benda sugli occhi, poi dopo avranno giocato lì al gioco quello che bisogna rompere la pignatta. Il giallo del drone bomba, Lipsia dietro l'esplosivo, l'ombra ai russi, Kiev, missili killer, 17 morti. L'apertura in realtà è il giorno del caldo record, carburanti, il taglio delle accise non convince gli industriali, alle imprese non bastano i 17 centesimi in meno sul gasolio, bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia. Energia, rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia. Mi raccomando, al prossimo referendum sul nucleare andate a votare no. Il triste addio di mamma Delfina al cucciolo, la storia che sta commuovendo il mondo, per 6 giorni ha trasportato sul dorso il corpo senza vita e il suo cucciolo di 2 settimane, mentre il resto del branco sembrava seguirla come in una silenziosa marcia funebre. Protagonista di questa scena è Fregol, una femmina di delfino tursiope, così chiamata dal Geograph Marine Research. La corsa alla Luna e i rifiuti spaziali, lo schianto di SpaceX, perché sapete che quel pezzo di navicella di Musk vagava da un po' nello spazio e poi alla fine si è andata a schiantare sulla Luna. La Verità, il campo largo fa scoppiare il PD, i riformisti in fuga e Giuseppi, il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione. Si oppone al progetto europeo della Meloni perché lui l'ha già realizzato, Sanchez ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania, ma guarda un po', guarda. Il premier spagnolo è senza vergogna, lucra i consensi dei progressisti fingendosi difensore dei diritti umani, poi zitto zitto li fa a pezzi. Ora si scopre che nell'autunno scorso ha creato 2 lager affidati agli islamici africani e poi critica il modello Albania. Siamo commossi. Il sindaco premia la violenza, lo russo inventa il bando per ridare ad Ascatasuna il centro sociale di Torino, ne scrive l'ottimo Francesco Borgonovo, che saluto. Quanta propaganda, il voto segreto spaventa la sinistra, niente chat di Del Mastro, farsa finita. Ranucci mi ha chiamato per aiutare la sua amante, ex sindacalista svela la verità alla telefonata del giornalista, intanto saltano 2 date del tour, in Rai parte il processo. Ancora, prima fanno le ciclabili, poi bandiscono i ciclisti, ne scrive Paolo Del Debbio. Europei di nuoto, Taddeucci bis, oro anche nella 5 km, Paltrinieri e di bronzo. Chiudiamo con Libero, ecco tutti i misteri della casa di Conte, l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento. Consiglio a Elli, la proroga la Meloni, eccola qua Elli in tutta la sua gloria PD. Ladro ferisce agente, il giudice lo libera, dire che non erano nemmeno in servizio, anzi erano a cena tra amici in borghese, come si dice, un poliziotto e un carabiniere, una sera d'estate a Scandicci, Firenze. Cioè a questo anziché dargli una medaglia o un encomio, questo è il risultato. Ok, pensate che la prossima volta si alzerà a fare la sua parte? Non lo so, io al posto suo non lo farei, lo ammetto. Le 9:12, pausa e ci sentiamo i Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, 1969, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Eccoci qua alle 9, 3 minuti e 6 secondi, li avete ascoltati, Creedence Clearwater Revival 1969, Fortunate Son, non sono nato Silver Spoon in hand, no, nemmeno io sono nato con il cucchiaino d'argento in mano e fortunatamente sono contento di essere nati in questo modo, già che ci siamo. Bene, allora io vedo qua che state mandando un bel po' di messaggi e mi permetto allora di dare un'occhiatina. Dove siamo? Eccoci qua. Auguri di buon compleanno, grazie. Auguri buon vento da Maurizio. Maurizio, noi spesso ci siamo scontrati, ma sappi che gli uomini di carattere hanno sempre un brutto carattere e tu sei un uomo vero. Tanti auguri Antonino, grazie, saluti da Federica, buon compleanno, è la tua seconda gioventù, è tutta esperienza. Beh, in effetti i secondi 23, io la penso sempre come Vittorio Gassman, che ci vuole una vita per provare e l'altra per recitare. Sapete che io ieri sera ci pensavo, mi sono francamente incazzato, perché io vorrei vederlo l'anno 2100, io ho una curiosità, un'ansia di futuro, non un'ansia, un desiderio di futuro che mi mangia vivo. Allora, Cam, intanto bene con i migliori, tanto bene con i migliori auguri di buon compleanno, un vero sincero professionista, onesto uomo. Grazie. Lunga vita Antonino, grazie fratello. Auguri Antonino, sempre un piacere ascoltarti. Viva Radio Libertà. Ciao Antonino, tanti auguri di buon compleanno Marco e Marinella, grazie. Paolo da Brescia, auguri Antonino, alfista vespista, Paolo da Brescia. Poi c'è un video, non ho capito di chi è questo video. Lo vuoi mandare, Simone? Manda, vediamo chi è. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. E one, e two, e one, two, three. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. Siamo a vette altissime, io non so chi tu sia, però rispondo anch'io col mio air sax. A posto, siamo a posto così. Poi, buon compleanno dottor Antonino, il dottore all'ospedale, grazie per il lavoro ottimo svolto in questa radio. Luisa, grazie a te, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Maurizio, ciao Antonino, diciamo che chiaramente che questo Papa americano ha deluso le tue aspettative di nuove vie di difesa del cattolicesimo. Ma guarda Maurizio, ti dico la verità, a me già il solo fatto che lui non sia così filo islamico come era il suo predecessore, credimi, questo per me è già un grosso passo avanti. Dopodiché il problema è la gerarchia che ci troviamo in Italia, perché ancora questi sono convinti che se tu sei un buon cattolico devi votare PD probabilmente. Buon genetliaco, caro ragazzo, auguri anche per il tuo futuro. Luciana da Mugiò, Carlina che ci manda questa bellissima maglietta, se la vuoi proiettare Simone. E poi abbiamo un audio, vediamo chi è questo audio, chi sarà, toc toc. Tantissimi auguri Antonino, un abbraccio davvero grande grande. Ciao Agnese. Grazie Agnese, un abbraccio grande a te. Allora, bella gente, adesso però le 9:07 in questo momento, cominciamo cominciamo con le cose serie e io, scusate, ma capisco che ci sono notizie apparentemente più importanti, però ribadisco, a me questa cosa fa schifo, quindi è giusto denunciarla. Siamo su Il Giornale di pagina 17, l'intervista a Patrizia Mercolino, la famiglia del bimbo ucciso per l'impianto del cuore congelato ha ricevuto il risarcimento danni. La mamma voleva evitare la causa civile, al processo penale guarderò negli occhi tutti i medici. Nessuna cifra vale come Domenico, gente ignorante ci insulta sui social. È arrivato il giorno del risarcimento economico per la famiglia Caliendo. Il piccolo Domenico è morto da 6 mesi per l'impianto di un cuore congelato.
Ora arriva un assegno consistente a fare da pezza a quel dolore enorme. Mamma Patrizia è soddisfatta dell'accordo raggiunto con l'ospedale Monaldi? Molto soddisfatta, ma non per la cifra. Abbiamo accettato la prima proposta che ci ha fatto l'azienda ospedaliera. Io avevo fretta di chiudere per evitare il peso della causa civile. E ripeto, non per i soldi, quelli non ci ridaranno mai il nostro bambino. Perché aveva fretta? Per mio marito. Gli voglio evitare un carico così pesante prima del processo penale di settembre, che già sarà molto duro. Comincerà all'11. Tra i due quella forte è lei. Sì, non posso proprio permettermi di crollare, almeno non ora. Forse un giorno lo farò, mi lascerò andare, ma credo avverrà dopo il processo. Ora il mio ruolo è un altro. Mio marito invece è seguito da uno psicoterapeuta, il dolore lo ha invaso. È arrabbiato? Sì, molto. Lo è coi medici, ora lo è con tutti quelli che scrivono cattiverie sui social e lo fanno soffrire ancora di più. Come cattiverie sui social? Contro di voi? Sì, se la prendono con noi, ci insultano perché dicono che ormai abbiamo i soldi e cose del genere. Insomma, commenti di gente ignorante. Solo che io me le faccio scivolare addosso, mio marito invece no, quindi voglio anche tutelarlo da questo. Io di questi soldi ne avrei fatto volentieri a meno, preferirei avere qui Domenico. Come sta trascorrendo quest'estate? Siamo al mare a Salerno, ho portato in vacanza i miei altri 2 figli, ne hanno davvero bisogno. Voglio che si svaghino un po', anche per loro è molto difficile affrontare tutto questo. E mi creda, qui al mare è come se ci fosse anche Domenico, lo vedo sorridere. Con lui siamo stati in questa stessa spiaggia e ho ricordi molto chiari dell'anno passato. Però non poteva andare più lontano di così. Cimitero? Sì, se non vado lì almeno 2 volte la settimana divento matta, ne ho bisogno. Quando sono a casa vado tutti i giorni, gli parlo, lui è ancora con noi e tutte le battaglie legali e non che sto sostenendo le faccio con lui e per lui. Così lo sento vicino e presente. L'ultima volta sono andata a trovarlo nel giorno del suo onomastico. Gli ho detto amore di mamma, manca poco e inizia il processo. Il dolore punge ancora o ha preso una forma più gestibile? Ogni giorno è peggio dell'altro. Non è vero che il tempo aiuta, anzi, più passa più sto male, ma non mollo, ora è più forte la rabbia. A fianco ho un medico legale e un avvocato che fanno anche da angeli custodi. È proprio così. Ci sono stati di grande sostegno e hanno preso a cuore la nostra storia. Sono 2 persone molto umane. Come si sta preparando per il processo penale? Sono già pronta. Io non ce l'ho col Monaldi, ma coi 7 medici che hanno ucciso mio figlio. Aspetto il momento di guardarli in faccia negli occhi. Lo farò a testa alta. Ecco. Un giorno Diogene il Cinico venne interpellato da Creso, l'uomo più ricco del mondo, e gli disse: Diogene, ma chi è l'uomo più felice del mondo? E Creso si aspettava di sentirsi dire: ma ovviamente tu, Creso, che hai tutto. E invece Diogene gli rispose con il nome di un pinco pallino sconosciuto all'umanità che era Ciabattino ad Atene. E lui gli disse: scusa tanto, e per quale motivo sto morto di fame dovrebbe essere più felice di me che ho tutto? E lui gli rispose: perché ha avuto una vita lunga e soprattutto perché i figli gli sono sopravvissuti. Io credo, e veramente spero e prego che nessuno debba mai sperimentarlo, io credo che perdere un figlio sia il dolore più atroce che la vita ti possa riservare. Il dolore è la prova più atroce. Ci sono madri che combattono battaglie anche legali che durano anni e si svenano fino all'ultimo soldo per avere giustizia per i figli che muoiono. E poi ricordo da ragazzi in collegio una conversazione con l'amico Don Daniel Balditarra, il nostro assistente spirituale, lo voglio salutare. Un giorno finimmo a parlare di queste cose e lui mi disse una cosa: sai, io ho notato una cosa molto particolare, che tutte queste madri che perdono un figlio, in qualche modo, prima o poi riescono a trovare un dialogo con i figli, che sono nell'aldilà. E questo dialogo è un dialogo che continua, e continua fino al momento in cui si rincontrano. La morte alla fine non è per sempre, e l'amore è qualcosa che nessuna morte può spezzare. Per cui, a maggior ragione, quelli che scrivono avete fatto i soldi con cosa? Con un bambino che è dietro una lastra di marmo?
con il dolore di una madre, con il dolore di un padre, con la catastrofe di un padre, con il dolore di 2 fratelli che cresceranno senza sapere che cosa sarebbe potuto essere il piccolo Domenico. Ecco, fate schifo. Fate schifo. Chi va sui social e fa queste cose fa schifo e deve avere una vita evidentemente di merda, scusate l'espressione, ma è giusto dirlo. Perché purtroppo ormai la gente ha scambiato la libertà di esprimersi sui social, che poi in realtà non hanno assolutamente niente da dire o se parlano dicono delle cazzate in mani, con la libertà di insultare chiunque perché tanto la tastiera è qua e nessuno mi vede. E invece, alle volte, può darsi che arrivi la polizia postale. E poi è bello vedere questi individui infami strisciare davanti al giudice e dire: "Ma no, signor giudice, io non volevo, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa". Io non lo so se la signora Mercolino farà causa eventualmente a questi subumani, ma se dovesse fargliela spero che gli porti via un bel po' di soldi, perché non si va a fare cabaret sul dolore di una famiglia. E anzi io li abbraccio forte forte, abbracciamo forte forte il piccolo Domenico, che è la cosa più importante e vogliamo giustizia, punto. Vendetta no, ma giustizia sì. Allora, chiudiamo questa pagina, ma era giusto dirvelo perché scusatemi, ma io queste cose non le tollero, se mi posso permettere. Allora, adesso parliamo di un'altra cosuzza. Parliamo di questo socialista, vi ho spiegato appunto, vi ho detto all'inizio della nostra trasmissione che cosa vuol dire essere socialisti dalle parti degli Stati Uniti d'America. Anche qui questa bella fotografia che, come vedete c'è l'ennesima donna velata, l'ennesima donna ben coperta, guardate, ha questo vestito nero addosso che la maschera completamente. Poco più in là invece c'è una ragazzina sempre con questa maglietta nera, però vedete ha i capelli sciolti, gli occhiali, è libera se vuole, però allora, siamo sul Corriere della Sera, pagina 12, Michigan, l'ondata socialista che fa tremare i big democratici, El-Sayed vince le primarie per il Senato, c'è chi lo ritiene una scommessa rischiosa. Donald Trump nel 2016 ha scalato il suo partito, da ieri è ufficialmente riuscito anche a far scalare l'altro, quello democratico, dai candidati della sinistra populista, che ha definito, sempre caustico, comunisti perdenti. Perché le primarie in vari stati, Michigan, Washington l'altro ieri, la prossima settimana toccherà al Wisconsin, registrano vittorie a sorpresa di candidati esordienti o quasi, alcuni appartenenti a DSA, democratici socialisti, e altri comunque allineati pur dall'esterno delle loro posizioni fondamentali. È un'ondata populista basata sulla sanità pubblica per tutti, adesso c'è solo per i poveri e gli anziani, sulla patrimoniale, lo stop ai finanziamenti a Israele, sul Free Palestine, la riforma delle forze di polizia e del sistema carcerario in senso meno repressivo e più concentrato sul recupero sociale dei condannati, sul Green New Deal. La vittoria più significativa dell'altra notte in Michigan è stata quella di Abdullah El-Sayed, 41 anni, manager nella sanità pubblica che ha conquistato le primarie democratiche per il Senato. È un democratico di sinistra vicinissimo ai DSA, ai quali però formalmente non si è mai iscritto. Ha umiliato la sua avversaria centrista, la deputata Haley Stevens, spalleggiata dall'establishment del partito, a partire dal leader del Senato Chuck Schumer, con una campagna ricchissima che ha speso in spot televisivi 10 volte più del Sayed. Eppure ha perso contro uno sconosciuto che nel curriculum ha solo ruoli manageriali nella sanità pubblica dello Stato. E per il partito una mazzata terribile. Siamo un movimento, prenderemo l'America, gongolava il podcaster maoista e pro-Hezbollah Hassan Piker alla festa per la vittoria di El-Sayed. È il risultato del disastro democratico del 2024, con Trump che torna al potere sconfiggendo Harris e i repubblicani che conquistano sia la Camera che il Senato. Abolire l'ICE ormai è politica ufficiale democratica, ma non basta più. E la vendetta di Bernie Sanders, tenuto lontano dalla stanza dei bottoni, ma che porta i suoi nipotini, sono tutti molto giovani, i volti nuovi di questa ondata,
a cambiare la faccia del partito. Finora la sinistra dei DSA aveva preso le città progressiste New York, Seattle e Chicago. Il 3 novembre invece ci sarà l'assalto a Washington. Dal Michigan ci proveranno, oltre a El Sayed, Donovan McKinney, politico locale DSA che ha sconfitto alle primarie democratiche il milionario deputato in carica alla Camera Sri Tanedar. McKinney ha fatto una campagna da working class hero tutta basata sulla crisi degli alloggi, ambiente, investimenti nelle infrastrutture. Sempre in Michigan, l'attivista per l'ambiente Christina Hines ha vinto un'altra primaria democratica per la Camera, sgominando i candidati istituzionali del partito. Idem come un altro DSA, William Lawrence. La rottamazione dei democratici vecchia scuola non potrà non avere conseguenze nazionali, anche se non tutti vinceranno a novembre. C'è chi corre in collegi competitivi, altri molto meno. La star del gruppo uscito dalle primarie dell'altro ieri, El Sayed, affronterà il repubblicano Mike Rogers. Il democratico aveva promesso con i soliti toni pugnaci di usarlo come straccio dei pavimenti e batterlo con 7 punti di distacco. Ma nel caso della sfida con Stevens i sondaggi sbagliavano di molto, era dato vincente con 9 o anche 10 punti di distacco, e invece il punto era uno solo, rosicchiato grazie al 4% dei voti gettati al vento dai democratici per un'altra candidata che ha penalizzato Stevens. I democratici a novembre dovranno strappare 4 senatori ai repubblicani e non perderne nessuno per prendere il controllo. Problema: il seggio del Michigan per il quale è candidato il Sayed attualmente è democratico, va in pensione Gary Peters, molto centrista, il più bipartisan dei 100 senatori. Se El Sayed dovesse perdere, sfumerebbero le possibilità di strappare la Camera Alta ai repubblicani e da eroe progressista diventerebbe l'estremista che ha sfasciato tutto, come ipotizza Trump. Scusate se io vi faccio vi attacco questa pippa su questa vicenda, però è proprio per dirvi attenzione, perché una tendenza simile si sta verificando nel nostro paese, e siccome si sta verificando anche nel nostro paese, siccome poi noi l'onda lunga ce la becchiamo dopo qualche anno, state molto attenti, perché molto probabilmente il futuro della sinistra in Italia a breve sarà questo, esattamente come nel romanzo di Michel Houellebecq Sottomissione, che io vi invito ancora una volta, se non l'avete fatto, a prendere quantomeno in biblioteca comunale a leggere, oppure ve l'andate a comprare in libreria, che andare in libreria fa bene alla salute morale e intellettuale. Allora, vediamo un po' altre vostre zappe. Buongiorno Antonino, feliz cumpleaños, come dicono qui in Spagna, un abbraccio, mi mancherai. Auguri Antonino, abbiamo passato tanti giorni assieme sul mio camion, sei il mio terrone preferito. Beh, io veramente sono un meridionale, non un terrone, dai. Giacomo, ex trasporto azoto liquido. Buon compleanno e felicità Anna Maria Lazzarini, grazie. Claudia da Bergamo, ciao Antonino, ti auguro un buonissimo compleanno. Se è vero che i soldi si guadagnano sudando, credo che a fine mese dovrei essere ricco. Roberto mio da Monza, sapessi come condivido il tuo parere. Tanti auguri Antonino. Amore, oggi ho fatto il pieno col diesel, costava meno della benzina. E le valvole ringraziano. Auguri all'Eccelso Antonino, ciao Giuliano da Torino. Oh, va bene, buona gente. Noi procediamo con la nostra trasmissione. Naturalmente adesso andiamo a vedere la questione Ceuta, e naturalmente Ceuta sta continuando a tenere, poi parleremo anche di Del Mastro, ma il cabaret lo teniamo per la fine, lo sapete, no? Poi, come insegna il buon Bukowski, risparmia il meglio per il finale. Ragazzi, mi raccomando, tenete sempre presente quello che diceva il vecchio Book. Il meglio sempre per il finale, il colpo scuro d'assestamento dei fuochi d'artificio. Ora sentite che cosa viene fuori qui. Allora, La Verità, io veramente mi chiedo come fanno i colleghi della Verità quando raccontano le pagliacciate di Sanchez a restare seri, perché da un lato c'è da ridere, dall'altro c'è da disperarsi, questo è il punto. Salutiamo i colleghi della Verità. Allora, pagina 3, lotta all'invasione, sull'Albania Sanchez fa il maestrino, ma in Mauritania c'è la chiappa migranti.
Ta-da-da-da. Il leader iberico finge di scandalizzarsi davanti al progetto europeo della Meloni, ma di nascosto fa di peggio, costruendo dei centri di detenzione in Africa. Ah, rigatoni. Ah. Chi ha qualche anno in più ha capito la citazione dello spot di Fellini, dove manda i suoi agenti a schedare chi fallisce la traversata. Ne scrive la collega Patrizia Floderreiter, che voglio salutare. Pensate un po', il giornale L'Espagnol, con un ampio reportage, ha documentato accordi, finanziamenti per mettere in piedi le due strutture a Nouakchott e Nouadhibou, rispettivamente capitale politica e capitale economica della Mauritania. L'inaugurazione di questi centri venne fatta il 17 ottobre del 25. Erano stati progettati sulla carta come centri d'accoglienza temporanea di migranti intercettati nelle acque mauritane o trattenuti nel paese per un periodo massimo di 72 ore, durante il quale si dovrebbe accertare se siano vittime di tratta, persone vulnerabili o potenziali richiedenti protezione internazionale. In realtà sono centri di detenzione sotto la supervisione spagnola in un paese terzo, denunciava il quotidiano spagnolo. Ma guarda un po'. Gli hub rientravano nel progetto Partenariat Opérationnel Conjoint pour la Mauritanie, POC Mauritanie, che dal dicembre del 21 al 30 settembre del 25 doveva gestire la migrazione irregolare di quel paese con 4,5 milioni di euro di fondi. Le due strutture destinate ad accogliere 118 persone, 45 a Nouadhibou e 73 a Nouakchott, sono state costruite sul modello dei CATE, i centri d'accoglienza delle isole Canarie, col supporto della Fondazione per l'internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, la FIAP, l'ente spagnolo che gestisce i progetti di cooperazione finanziati dal Ministero degli Esteri e quelli finanziati dall'UE. L'8 febbraio del 24 la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e Sanchez si recarono a Nouakchott e promisero un pacchetto di oltre 500 milioni di euro per la Mauritania, di cui 210 forniti dall'UE e altri 300 dalla Spagna. Il 19 marzo la FIAP dichiarò che il progetto POC sugli hub, appena messo a gara per un importo di 500.000 euro e il cui inizio è previsto per metà aprile, prevede dormitori separati per uomini e donne, cucine e sale da pranzo, servizi igienici e impianti sportivi, nonché spazi per le riunioni. Quando il 15 maggio 2024 15 governi UE inviarono una lettera a Ursula chiedendole di seguire l'esempio del premier italiano Giorgia Meloni, che aveva aperto un hub per migranti in Albania e il governo spagnolo non firmò, una settimana prima, l'8 maggio, Madrid aveva assegnato alla società di costruzioni KDG Engineering Mauritania, società a responsabilità limitata, l'appalto per la realizzazione dei due centri. Ma che tenerone questo Sanchez, puccioso. Capito? Questo è quello che l'ombra verticale, la sinistra italiana. Avete visto gli emigrati? Non è fascista come voi. E poi fa peggio di quello che dicono è straordinario tutto questo. Ditemi la verità, state decidendo se ridere o piangere? Io la piglio a ridere, ragazzi, perché veramente lo prendo per cabaret, perché veramente uno così, mo ci vuole come titolata qua la didascalia della foto, ipocrita, e meglio di questo che cosa gli devi dire a uno così? Se non è zuppa è pan bagnato, per dirla in maniera elegante. Poi c'è un detto molto più scurrile, ma non lo posso dire perché sono su una radio seria e non ho voglia di dire queste cose. Va bene, tra i partner istituzionali, sentite qua, figuravano il Ministero dell'Interno e il Corpo di Polizia Nazionale Spagnoli, con la partecipazione specifica dell'UCRIF, l'unità centrale per le reti di immigrazione e la frode documentale del paese iberico. Un'inchiesta di El Salto del novembre 2025 ha rivelato che almeno 2 agenti si recavano settimanalmente nei centri per prelevare impronte digitali e scattare fotografie ai detenuti. Denunciava l'Espagnol. I dati biometrici raccolti non sono meramente statistici, confluiscono, li schedavano in un sistema di classificazione e restituzione. Mamma mia, che cosa fascista! Trasformano i corpi in file, convertono le traiettorie migratorie in strumenti di tracciamento per le forze dell'ordine. Ora provate a immaginare Giorgia Meloni che fa fare questa cosa in Albania
E immaginate Report, Presa Diretta, Piazza Pulita, tutto quello che volete voi, che cominciano a dire: ah, guardate i fascisti al potere che schedano i migranti, fanno schifo, chi li vota fa ancora più schifo, vergognate. Cioè, vi state rendendo conto? Sì, invece sta roba qua se la fanno loro, bicarbonato di sodio. La stessa FIAP, aprite bene le orecchie, aveva reso noto che il team del progetto è composto da 4 agenti spagnoli e 33 agenti mauritani con capacità operative. Magari da Madrid saranno arrivati rinforzi. Sanchez è fortemente interessato a fornire servizi di intelligence, polizia e guardia civile alla Repubblica Islamica per scoraggiare la partenza di piccole imbarcazioni dirette alle Canarie. Oltre l'80% delle imbarcazioni che trasportavano migranti arrivati nell'arcipelago spagnolo è partito dalla Mauritania, scriveva a giugno del 24 Infomigrants. Si tratta di maliani, camerunensi, nigeriani, mauritani e senegalesi. Riferiva il 15 di ottobre scorso Relief Web, il principale servizio di informazione umanitaria gestito dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, OCHA. Tra giugno del 23 e la fine del 24, Nouadhibou ha registrato un forte aumento degli arrivi via mare nell'ambito di flussi migratori misti. Nel 25 al 31 agosto, a causa di politiche di gestione migratoria più rigorose, gli arrivi sono diminuiti, con 2051 persone intercettate o sbarcate. Tuttavia si è registrato un aumento di donne e bambini che tentano di raggiungere le Canarie, la maggior parte dei quali maliani, senegalesi e gambiani. Anche a Nouakchott si sono registrati arrivi costanti provenienti da flussi migratori misti, sebbene in misura minore rispetto a Nouadhibou. Molte di queste persone arrivavano via terra dal Mali a altri paesi del Sahel, alcune proseguono verso nord. Il centro di Nouadhibou si trova nel principale punto di partenza dei Cayucos, imbarcazioni di fortuna verso le Canarie. Quello di Nouakchott permette di intervenire sulla migrazione che arriva via terra dal Mali e dai paesi del Sahel. Il premier spagnolo deve aver pensato che un contenimento anticipato in un paese terzo era la soluzione migliore. Far fare il lavoro sporco fuori dall'UE, così rimaneva intatto il suo buonismo immigratorio di facciata. Ecco. La Petra e muccia a mano. Lancia la pietra, lancia il sasso e nasconde la mano. Questo, signori, vi presento Petru Mina Petra e muccia a mano, Sanchez. Bravo, bravo Sanchez, bravo Sanchez. L'ipocrita culturale del giorno, vince meritatamente il premio. Le 9:30, pausa, e noi ci facciamo di rock quello bello, quello puro, la seconda parte di Free Bird dei Leonard Skinner, perché oggi diamo fondo al meglio. Vai pure Simone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E poi a quel punto il giudice mi ha detto: senta Danna, ma com'è che la pattuglia l'ha fermata a 230 all'ora quando il limite era 130? E io gliel'ho detto: ma signor Presidente, io stavo andando tranquillo, solo che poi è partita Freebird di Leonard Skinner. Allora il giudice mi ha guardato e mi ha detto: e vabbè, va, per questa volta la manda assolto. Vabbè, poi mi sono svegliato, ma, ma, ma diciamo che quando entra Freebird è sempre tanta roba, alle 9:36 minuti e 38 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la seconda parte di Freebird, anno di grazia 1973, come CZ 141.002, l'Alfetta di papà, ci sarebbe una bella corsa con l'Alfetta con sto sottofondo musicale, ha voglia di farne numeri. Va bene, dunque, voi avete continuato a scrivere e qualcuno mi scrive anche di Sanchez. Ecco qua, intanto auguri da Leandro. Ciao Leandro, un abbraccio a te. È da tanto che non ho più tue notizie. Qualcuno che non si firma, ma gli faccio i complimenti, mi scrive: io ho letto sia Sottomissione che più recentemente Il Campo dei Santi, io ve l'ho consigliato spesso questo trittico, poi vi dico anche l'ultimo libro. Due incubi che si stanno avverando. Quello che ha colpito di più è che Raspel nel 73, oltre all'invasione, aveva previsto la reazione pavida, imbella e vigliacca dei governanti europei. Fratello mio o sorella mia, vedi? Io te l'avevo detto che dovevate leggerli sti libri, perché
perché vi garantisco che poi i pensierini ce li fate sopra. L'ultimo libro che ti suggerisco, che ti ricordo e che ho suggerito più volte, è 2084 di Boualem Sansal. Boualem Sansal è un eroe. È uno scrittore algerino che è andato in galera per le sue idee e per quello che ha scritto in questi suoi libri. Quindi, per favore, leggete e sostenete Boualem Sansal, perché è un eroe. Ciao Tonino, Elio da Novara. Ciao Elio, buon compleanno. E comunque, grazie. Tornando alla Spagna Sanchez, guarda caso solo adesso si viene a sapere di tutta sta cosa. Giornalisti e tutta la stampa, tutti i media, dove sono stati? Alla sede del PD. Freebird, caro Antonino, buon compleanno, complimenti musicali, grazie. Con te e Pellegrin perdiamo due intenditori, Silvio da Torino. Allora, buona gente, intanto grazie e un abbraccio anche a Pege, che è sempre il numero uno. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di tutto questo. Io mi sono dimenticato di leggervi le prime pagine dei nostri quotidiani economici. Intanto i nostri amici del Quotidiano di Sicilia, eccoli qua. Depurazione, dopo decenni di ritardi, ora il Sud cerca di uscire dalla melma. Il bilancio del commissario Fatuzzo, priorità ad accelerazione attuativa e sblocco amministrativo. Ancora, l'Assemblea regionale siciliana è in clima vacanziero. Parliamo del Parlamento più antico del mondo, ma i partiti già pensano alla stagione elettorale. Ars di fatto chiusa per ferie, con rientro dei deputati sugli scranni programmato per il prossimo 8 di settembre. Tributi, l'amministrazione è un punto di svolta storico tra catanesi e pubblica amministrazione. Tributi, il comune sigla la pace fiscale con i cittadini. Tensione in Parlamento, safe ed energia, la relazione di Giorgetti alle Camere. Andiamo a vedere Italia Oggi, eccola qua. Scontrini, franchigia al 5%, il decreto Omnibus introduce una soglia di tolleranza sugli errori di comunicazioni meramente formali nella memorizzazione e trasmissione dei dati sui contrassegni. Poi ci sono io a pagina 5, Confartigianato Veneto, il 33% delle PMI gestito da stranieri, nel 2025 assunti 245.000 immigrati. Fuori gli USA entra, ma vedete, e qui torniamo sempre al tema dell'immigrazione. Se immigrazione vuol dire lavoro e assimilazione, com'è che dice Matteo Salvini? Se lavori, ti integri, rispetti le regole, sei mio fratello. Non vedo errori in un ragionamento del genere. Fuori gli USA, entrano nel sistema italiano i nuovi regimi di semplificazione della Global Minimum Tax elaborati dall'Ocse col Side by Side Package. Lo stop ai limiti storici di spesa durati 20 anni per il personale lancia la volata all'allineamento retributivo dei dipendenti degli enti locali. Disney Plus avrà i video di TikTok con i propri personaggi. Ancora, niente obblighi del bilancio di sostenibilità ambientale, sociale, governance per le PMI. Diritto e rovescio, l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Donald Trump ha annunciato la sospensione degli attacchi contro l'Iran, subordinando un accordo definitivo all'immediata, completa, totale apertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Secondo molti osservatori il motivo vero è invece legato alla preoccupante riduzione di Patriot e altri sistemi di difesa. Ma è una verità che ufficialmente non si può dire, tanto che l'ambasciatore americano all'ONU, Mike Waltz, è arrivato addirittura a incolpare Biden per la carenza dei missili, per poi affermare immediatamente che non esiste alcuna carenza e che chi diffonde tali informazioni dovrebbe essere perseguito, smentendosi platealmente e affermando implicitamente che lui stesso dovrebbe essere sanzionato per aver detto una verità che non si può e non si deve dire. Diplomazia o confusione mentale? Bella domanda. A proposito del Veneto, ecco, voglio leggervi, uno non dovrebbe citarsi, ma oggi lo faccio eccezionalmente, vi segnalo questa cosa che adesso reload, ecco qua. Allora, Confartigianato Imprese Venete, gli amici di Confartigianato Imprese Venete hanno preparato un'analisi a cura dell'ufficio studi nel corso del 2025, perché vedete, mentre c'è chi parla e blatera di remigrazione a prescindere, poi in realtà torniamo sempre a quello, quando si dice se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo. No, lo diventi se tu non lo sai gestire, che è diverso. Cosa dice Confartigianato Imprese Venete? Nel corso del 2025 le imprese private del Veneto
hanno effettuato 755.340 assunzioni. Oltre il 30% di queste, cioè 254.155, ha riguardato persone di nazionalità straniera. Parliamo di un'assunzione su 3, con un'incidenza in costante crescita se si considera che nel 2008 la quota si fermava al 26,3%. Fino al 2018 le assunzioni di italiani stranieri hanno avuto lo stesso andamento. Dopodiché si è assistito a un cambio di passo esploso dopo il Covid. Dal 2022 in poi la curva degli stranieri è sensibilmente cresciuta rispetto a quella degli assunti italiani. Del resto, gli stranieri, ecco qua, sono anche una realtà demografica veneta, sono il 10,4% della popolazione residente, mentre il Veneto ospita il 9,4% di tutti gli stranieri presenti in Italia. Se poi guardiamo alle origini, il 25% è rumeno, a seguire Marocco 10%, Cina 7,3%, Albania 6,2%, Bangladesh 4,7%, Moldavia 4,6%. Dal 2021 sono aumentate soprattutto le presenze provenienti da Pakistan, 40% in più, Ucraina e Bangladesh, 25%, Tunisia, 18,3% in più, mentre risultano in diminuzione quelle provenienti da Marocco, meno 4,2%, e Cina, meno 7,1%. Un'evoluzione che riflette la trasformazione dei flussi migratori e delle esigenze del mercato del lavoro. Se guardiamo poi all'impiego nel lavoro non agricolo, i dati INPS raccontano una realtà nella quale gli stranieri sono aumentati del 28,2% rispetto al 21%. La metà è europea, il 14,6% viene dall'Asia centro-meridionale, l'11,5% dall'Africa settentrionale e il 10,9% da quella occidentale. Da notare che sono aumentate di molto, più 69%, i lavoratori provenienti da Asia centro-orientale e America centro-meridionale, più 56%. Anche l'imprenditoria veneta sta cambiando. In regione operano 55.144 imprese guidate da cittadini stranieri, delle quali oltre 20.000 sono artigiane, più di una su 3. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi signori lavorano, generano fatturato, pagano tasse in Italia e probabilmente assumono italiani e danno loro lavoro e pagano marche e contributi. In 2 anni, in controtendenza con il saldo delle imprese artigiane totali, meno 2,9%, le imprese straniere sono cresciute di quasi il 4%. Le comunità imprenditoriali più rappresentative provengono da Cina, Romania, Albania e Marocco, mentre i settori nei quali l'imprenditoria straniera è maggiormente presente sono costruzioni, 26%, commercio al dettaglio, 16,3%, ristorazione 10% e commercio all'ingrosso 5,7%. Roberto Boschetto, che è il presidente di Confartigianato Imprese Venete, dice giustamente: per anni abbiamo misurato la ricchezza di un territorio attraverso il PIL, l'export e il numero di imprese. Oggi dovremmo iniziare anche a misurarla dalla sua capacità di creare competenze e le imprese artigiane hanno sempre saputo fare una cosa che oggi diventa decisiva: insegnare un mestiere. Insegnare un mestiere. Perché non so quanti italiani ancora vogliano fare certi mestieri artigianali. Questo detto senza polemica, perché semplicemente c'è un'evoluzione. Un tempo si sognava tutti il famoso pezzo di carta e si sognava tutti l'assunzione. Questo mi sembra chiaro. Allora, noi siamo alle 9:46 e 40 secondi, in particolare andiamo a vedere gli altri quotidiani e segnatamente andiamo a vedere la questione Covid con Conte. Eccolo qua, Conte in commissione Covid con l'incognita sull'orario, siamo al tempo.it e sul Tempo. Gli uffici della presidenza Covid convocano l'audizione del leader 5 Stelle per oggi. Il grillino alle 11 seguite la diretta. L'Isei, l'ora potrebbe slettare, leggi bene. L'audizione di Conte in commissione Covid sta diventando una sorta di telenovela con continui colpi di scena e finali rimandati alla prossima puntata. Prima non si poteva fissare perché il leader 5 Stelle non si era dimesso, poi lunedì sono arrivate le sue dimissioni. A quel punto la data papabile sembrava potesse essere martedì 4. Ma il presidente Lisei, che già alla fine dell'audizione di Arcuri aveva previsto la difficoltà di riuscire a organizzare l'audizione per la concomitanza coi lavori d'aula, ha sconvocato la seduta della commissione per gli impegni dei parlamentari.
Non solo, l'Isei ha fatto sapere che proprio perché aveva previsto le difficoltà nel convocare la seduta il 4, venerdì sera aveva incaricato i suoi uffici di contattare la segreteria di Conte per avere altre disponibilità, ma senza ricevere risposta. A quel punto inizia il valzer delle accuse. Per Fratelli d'Italia, Conte è un prestigiatore che scappa per il Movimento 5 Stelle, a scappare sono i fratelli di Ignavia, che in realtà non vorrebbero audire Conte, ma solo mettere in piedi un circo per processare un avversario politico. Ma torniamo ai fatti. Dopo la mancata audizione del 4, l'Isei ha annunciato che nei giorni seguenti avrebbe di nuovo contattato la segreteria di Conte per trovare una nuova data. Nel frattempo, da Fratelli d'Italia, tramite Bignami, fanno sapere che loro sono disponibili a convocare la seduta anche il 12, il 13, il 14 fino al 19 agosto se dovesse servire. Ieri la svolta, gli uffici del presidente Lisei hanno inviato a Conte la convocazione per oggi alle 11, comunque al termine delle votazioni assemblee. Direte, è fatta finalmente l'audizione? No, anzi è nata un'altra polemica. Infatti Conte sui social ha dato notizia della convocazione. Dopo convocazioni, rinvii e sconvocazioni, finalmente è arrivato il momento. Domani, a partire dalle 11 circa, sarò ascoltato dalla commissione Covid. Confido che questa sia davvero la volta buona. L'audizione sarà trasmessa in diretta streaming, potrete seguirla sui miei canali social. Vi aspetto. A stretto giro, però, ha replicato il presidente Lisei. Leggo un post sui social di Giuseppe Conte che dà l'appuntamento alle 11 per l'audizione di domani nella commissione d'inchiesta sul Covid. Capisco che forse non sia abituato a leggere le convocazioni, quindi onde evitare equivoci e le narrazioni distorte a cui lo abbiamo assistito finora, meglio precisare subito cosa c'è scritto nella convocazione. Alle 11, comunque al termine delle votazioni assemblee. Il motivo della precisazione del senatore Lisei è che oggi è prevista la riunione dell'Aula della Camera, il cui termine dei lavori non è determinato né determinabile. Come in tutte le audizioni svolte fino ad ora, di giovedì, l'orario di inizio l'ho fissato alle 11, perché prima si inizia e più tempo abbiamo a disposizione, ma potrebbe slittare anche al pomeriggio qualora le votazioni alla Camera si protraessero oltre. Perciò, appena termineranno le votazioni, inizieremo la seduta in commissione Covid. Ora non c'è che augurarsi che l'audizione possa svolgersi alle 11 o dopo le 11 o quando sarà possibile, in modo che dalle schermaglie politiche si possa passare ai contenuti, perché solo ripercorrendo tappa per tappa ciò che è successo durante l'emergenza pandemica si potrà chiarire tutti gli aspetti inerenti alla gestione, nel caso di Conte, politica del Covid. Un'operazione che ha avuto luogo in Europa e nel mondo tranne in Italia, ma si sa, siamo spesso un'eccezione. Così il tempo. Va bene, andiamo avanti. Sempre su Il Tempo, io vi do questa notiziola: la guerra ibrida, 2 droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, uno disinnescato vicino a un aereo ucraino, l'altro ha urtato un cargo. Raid russo su Kiev, 17 morti, Zelensky chiede altri Patriot. Dov'è? No di Trump. Dov'è qua? Tuesday's Gun, le mie preferite, auguri Giovanni, grazie Giovanni. Dobbiamo fare come la Svezia, che è passata dall'accoglienza senza se semafori tutti alle balle, Erminio. Se mio fratello devi essere venuto in Italia con i documenti, non devi imporre i tuoi usi e costumi, devi rispettare chi ti ospita, la nostra splendida Italian Vita fa tutto il mondo e tutto il resto, e comunque non sarai mai italiano ma ospite. No, esiste un principio di diritto internazionale che si chiama naturalizzazione e che viene riconosciuto ai meritevoli, perché una società giusta e civile ti dà la cittadinanza nel momento in cui tu dimostri di esserti assimilato e integrato nella società in cui vai a vivere. Ed è giusto premiare e riconoscere con la naturalizzazione, perché è principio di civiltà giuridica e noi siamo un paese civile. Discutiamo su come si concede la cittadinanza, questo sì, ma per favore non stiamo a fare questi discorsi. Allora, anche perché voglio dire, io sono l'esempio di questa cosa, assimilazione. Mio padre ha passato 8 anni al Canada rigando diritto, imparando usi e costumi, senza rompere i coglioni, rispettando la legge, lavorando duro, cazzo, tutti i santi giorni che Dio gli ha mandati in terra, ed è stato giusto premiarlo dandogli la cittadinanza. E io ne godo per diritto di discendenza in quanto iure sanguinis.
Quindi non vedo dove sia il problema, e il Canada mi pare che sia un paese alquanto civile, per cui se c'è un rispetto sostanziale delle regole, della legge, degli usi e dei costumi, la naturalizzazione è principio di civiltà giuridica ed è giusto che ci sia. Discorso diverso quando invece facciamo le sanatorie come le fa il signor Sanchez, perché allora lì, sì, allora lì facciamo le vaccate, miei cari. E se facciamo le vaccate, allora certo che ti rimanda a casa a calci nel culo. Su questo mi pare che siamo abbondantemente d'accordo, non fosse altro che al Canada se ti beccavano senza documenti o che facevi il fenomeno, ti mettevano sulla prima nave in partenza per l'Italia, ti affidavano al comandante e ti spedivano via. Oppure sul primo aereo in partenza per l'Italia, affidato al comandante dell'aeromobile. Perché tanto era già territorio italiano. Via, un calcio nel culo, addio. Altro che ricorso, controricorso e tutto il resto. Allora, buona gente, noi adesso dobbiamo bla 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 bla. Sì, eccoci qua. Vi dicevo della guerra ibrida, 2 droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, uno disinnescato vicino all'aereo ucraino, un altro ha urtato un cargo. Raid russo su Kiev, 17 morti, Zelensky chiede altri Patriot, no di Trump. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto le sue vacanze in Italia e si è recato a Lipsia, dove ha incontrato i vertici delle forze di sicurezza locali. Il drone è stato avvistato dal conducente di un autobus nella notte tra il 4 e il 5 agosto ed è stato abbattuto da un dipendente dell'aeroporto nell'area di sicurezza vicino alla pista sud, dove si trovava in quel momento un aereo cargo Antonov ucraino. Fonti investigative hanno però riferito alla Leipziger Volkszeitung che gli 800 grammi di Semtex presenti nell'apparecchio, disinnescato da un robot dell'unità artificieri della Polizia Federale, erano destinati a esplodere altrove. Il secondo oggetto volante, non vorrei sbagliarmi, ma credo sia stato proprio Semtex l'esplosivo usato sia a Bologna che a Piazza della Loggia, no a Piazza della Loggia, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, a Piazza Fontana, non vorrei sbagliarmi. Dicevamo, il secondo oggetto volante al momento non identificato ha colpito un velivolo della DHL che era in procinto di atterrare e che a causa della chiusura della pista è stato dirottato su Hannover, dove i successivi controlli hanno rilevato di lievi danni. L'aeroporto di Lipsia-Halle svolge un ruolo chiave nel trasporto di materiale bellico per le forze armate tedesche e gli alleati NATO ed è diventato la base della compagnia aerea ucraina Antonov Airlines, che ha traslocato da Kiev a causa delle ostilità. L'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksiy Makeyev, ha puntato il dito contro Mosca. Chi altri se non la Russia, si è domandato il diplomatico intervistato da Welt TV. La Russia conduce da tempo questa guerra ibrida, ha aggiunto Makeyev, eppure la parola ibrida minimizza in qualche modo il fatto che la Russia sia in guerra non solo contro l'Ucraina, ma anche contro l'Europa. Le autorità tedesche si sono limitate ad affermare che le indagini sono in corso, mentre a Mosca non è giunto in un primo momento alcun commento. I sorvoli di droni su aeroporti e altri siti sensibili della Germania e altri paesi europei sono diventati frequenti negli ultimi mesi e finora si era ritenuto che le incursioni avessero funzioni di ricognizione allo scopo di confondere e intimidire. Le cancellerie europee hanno più volte accusato Mosca, che ha sempre negato di essere coinvolta in questi incidenti. Mark Henrikmann, presidente della Commissione parlamentare tedesca per la vigilanza sui servizi segreti, ha dichiarato che quanto avvenuto sembra un tentativo di colpire un'azienda di importazione strategica per l'Ucraina. Sul fronte di guerra almeno 17 persone sono morte, altre 51 sono rimaste ferite. Nel terzo massiccio attacco combinato di missili e droni russi sulla regione di Kiev, la capitale ucraina, in cui sono andati a fuoco edifici residenziali, magazzini e siti industriali. Le forze ucraine non sono state in grado di abbattere nessuno dei missili lanciati da Mosca, i cui attacchi sempre più intensi hanno spinto di nuovo il presidente Volodymyr Zelensky a chiedere un maggior numero di intercettori Patriot di fabbricazione USA. Dall'altro lato dell'oceano, però, è il presidente Trump a mettere un freno al supporto a Kiev, respingendo la richiesta del presidente ucraino di centinaia di intercettori aggiuntivi. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha parlato ieri con Zelensky proprio degli ultimi attacchi russi, promettendo maggior sostegno per le difese aeree di Kiev.
Che ora si è fatta alle 9:57 e 41 secondi. Noi adesso diamo l'ultima notizia, ve l'ho detto, chiudiamo con il cabaret, parliamo della bagarre ieri di Del Mastro, poi vi invito caldamente a seguire dentro Montecitorio, che sarà dalle 12 in poi all'interno di Capitaneria di Porto, e naturalmente lì Laura Cavandoli racconterà tutta una serie di cose. Ecco qua, vietato indagare Del Mastro come B. Vi ricordo che è Berlusconi, perché loro non riescono a dire Berlusconi, come Fonzi quando diceva Osbu e non riusciva a dire ho sbagliato. Poi abbiamo un servizio, Bagnai passa dalla Lega all'antitrust, tutti i dubbi su indipendenza e titoli, se la prendono con Bagnai. Magistrato Bagnai non è, ordinario nemmeno, è professore associato di politica economica all'Università D'Annunzio di Pescara. Lo dico nel curriculum che ha firmato per le politiche del 22, la scheda della Camera, la banca dati dell'Ateneo, docente di ruolo seconda fascia. L'abilitazione ordinaria del 17 serve a fare i concorsi, non è la cattedra. Resta la terza casella, quella elastica. Allora perché l'atto lo chiama 2 volte professor Bagnai e mai onorevole? Chi verifica? L'antitrust interpellata ha risposto in poche ore. La verifica dei requisiti soggettivi dell'articolo 10,2 spetta ai presidenti di Camera e Senato, cioè i 2 che hanno firmato l'atto in cui non è scritto quale requisito abbiano usato. Chi sceglie è l'unico che controlla, non deve spiegare. Le dimissioni sono date per certe, seggio, gruppo, bicamerale sulla previdenza. Doveva, e perché per legge le cariche di partito e l'autorità sono incompatibili, ma la legge non impone alcun intervallo, nessun periodo di raffreddamento, la mattina in gruppo e il pomeriggio in collegio. Ed è qui che la notoria indipendenza pesa. Alberto Bagnai non è un tecnico prestato alla politica, è il teorico che con il tramonto dell'euro ha dato al fronte anti-euro il suo impianto, portato nella Lega da Salvini per quello e capo del Dipartimento Economia dal 20. Un altro tema è la competenza. Alberto è un macroeconomista, attacca Luigi Marattin, PD. Nell'autorità antitrust si fa tutt'altro. Perché è stato nominato lui e non uno studioso della materia? Non ci sono precedenti. Nel 97 Mancini e Violante nominarono 4. La Dusbef gridò alla spartizione a tavolino. 1, l'economista Giovanni Zanetti, rifiutò. Nel 97 entrò Giorgio Bernini, ordinario a Bologna al 70, tra gli estensori della legge che creò la GCM. Lasciò l'insegnamento per entrare e nel 99 lasciò l'autorità per tornare a fare l'avvocato. La nomina era cosa seria. Insomma, quando non è, diciamo, con la tessera giusta, diventa ovviamente titolare di tutti i difetti. Vediamo che è successo ieri invece in Parlamento. Anzi no, sono le 10, noi ci fermiamo un momento, pausa, ci sentiamo la Steve Miller Band Serenade del 76 e poi torniamo con il caso Del Mastro e apriamo il telefono allo 029294 7222. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. See the lights as they fell all around you. Did you hear the music of serenade from the stars? Wake up, wake up, wake up and look around you. We're lost in space and the time is our own. Whoa,
as it blew all around you. Did you feel the love that was in the air? Wake up, wake up, wake up and look around you. We're lost in space and the time is on. The sun comes up and it shines all around you. You're lost in space and the earth is your home. La grande musica degli anni 70 sulle magiche onde di Radio Libertà alle 10, 4 minuti e 30 secondi. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Allora chiudiamo con la vicenda del Mastro. Pausa, silenzio sospeso, scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. Poi l'applauso liberatorio, niente preferenze bis, 204 voti su 330. Le chat di Del Mastro con l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia resteranno segrete, chiuse in cassaforte, rimandate alla Procura di Roma. I magistrati non si permettono mai più, sembra dire la destra nell'ultima seduta con brivido prima della pausa estiva. La scena è surreale, il 5 agosto del pomeriggio la destra preferisce i banchi di Montecitorio alla Tintarella sotto l'ombrellone. Tutti i ministri sono presenti, pure il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti, precettati per l'occasione. Sottosegretari, parlamentari che non si vedono mai, manca solo Giorgia Meloni. Siamo tornati a Berlusconi e Rubi, nipote di Mubarak, sogghignano i forzisti. Non c'è più Papi Silvio ma Del Mastro. Alla fine non ci saranno franchi tiratori a destra ma tanti assenti. 31 di cui 20 ingiustificati. In missione ci sono i ministri Francesco Lollobrigida e Antonio Tajani, ma pure la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, presente alla Camera, che preferisce non farsi vedere in aula. La mattinata era iniziata col brivido del voto segreto, tutti precettati, ma non era facile garantire la presenza dei gruppi. Siamo in democrazia, i parlamentari sono liberi di scegliere, mette le mani avanti Paolo Barelli camminando in transatlantico. Il meloniano Riccardo Zucconi è una voce fuori dal coro, nel corridoio dei fumatori. E se poi l'avvocato della difesa fa ricorso perché gli si sta negando il diritto di difendersi, magari Del Mastro farà un beau geste e chiederà all'aula di votare per consegnare le chat. Così non sarà. L'interessato si presenta in transatlantico, zainetto marrone in spalla, se ne va prima del voto. L'insofferenza in maggioranza c'è. In pochi vogliono spendersi per l'ex sottosegretario, non i leghisti precettati per le comunicazioni di Giorgetti, nemmeno Nordio, che di Del Mastro era il capo al ministero. Devo pure tornare oggi pomeriggio per Del Mastro, si lamenta alla buvette con un bicchiere di bianco prima di rilanciare una norma anti-intercettazioni. L'opposizione ha scelto voto palese, niente scrutinio segreto. Il PD spinge per il voto segreto, il 5 Stelle per voto palese. Tanto la maggioranza non andrà sotto, meglio inchiodarli alle loro responsabilità. Giuseppe Conte incrocia il capogruppo Enrico Costa al ristorante di Montecitorio. State danneggiando il diritto di difesa, dice il leader 5 Stelle. Mi fa piacere che siete diventati garantisti, replica Costa. Nel pomeriggio si ricambia idea, voto segreto. Alle 16 iniziano i lavori. Pietro Pittalis fa la relazione di maggioranza, Federico Gianassi quella di minoranza, ma mentre parla il microfono si spegne per diversi minuti. È colpa di Del Mastro, scherzano dall'opposizione. Fuori, in conferenza stampa, Vannacci annuncia il voto contrario alla consegna delle chat. Siamo contro la casta, ma non c'è un'indagine. Ma i vannacciani non si espongono. Laura Ravetto non interviene come previsto, 4 assenti su 8. Prende la parola Conte. Non ci sono ministri presenti, nessuno vuole metterci la faccia, inizia, interrotto dalla presidente Anna Scani,
che spiega che i ministri non possono stare ai banchi del governo. Non è prevista, è una decisione interna corporis. Con tempismo perfetto il viceministro Edmondo Cirielli si siede tra i banchi del governo, spostato di peso dal questore Paolo Trancassini. Arrivano i ministri e i vice, Nordio, Giorgetti, Mazzi, Pichetto, Freni, Gemmato, Leo, Barelli. Riprende la parola Conte: da oggi non potete più citare Paolo Borsellino. Alle associazioni che ogni giorno si battono per la legalità dico c'è ancora speranza. Chiude il discorso e i 5 Stelle mostrano i telefoni, fuori le chat. I deputati di Fratelli d'Italia sono imbarazzati, osservano i telefoni e non ribattono. Un dossier dell'ufficio studio spiega i motivi del no ai PM. Potrebbero conoscere conversazioni personali, politiche e istituzionali. Schlein chiama in causa Meloni. Aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ora lo fa? La forzista Katia Polidori passa tra i deputati distribuendo taralli. Parola finale a Bignami, che attacca duro. Il PD visitava i mafiosi, Conte tiri fuori le chat sulle mascherine. Fischi e urla, Donzelli, coinquilino di Del Mastro, chiama gli applausi. Poi cita il Colle. Il Misi votò Borsellino, ma fu eletto Scalfaro, che liberò 300 mafiosi. Il Movimento Sociale Italiano votò Borsellino, ma fu eletto Scalfaro, che liberò 300 mafiosi al 41 bis. Le opposizioni sbraitano, sfregiati il Quirinale. Si vota 204 a 133. Le chat di Del Mastro restano in cassaforte con i loro segreti. La destra può tirare un sospiro di sollievo. Vabbè, ne parlerà Laura Cavandoli alle 12, quindi restate con Capitaneria di Porto. Simone, io tolgo la condivisione schermo, però sono senza webcam, ecco qua. 0292947222, il telefono da questo momento è aperto, se volete intervenire e dire la vostra, e siete naturalmente i benvenuti. Che mattinata, ragazzi, veramente non ci siamo fatti mancare assolutamente nulla. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Sì. Antonino, sono Buondì. Silvana dalla provincia di Torino. Benvenuta. Grazie. Ascolta, volevo farti tanti auguri, buon compleanno. Grazie. E dirti che oggi è giovedì, un giorno fortunato, quindi sei nato in festeggi in un giorno fortunato e ottimista. Ascolta, io posso anche darti del tu perché ho addirittura 41 anni più di te, li compio. Vabbè, quindi Leone, ci mancherebbe tu, Leone, pure. sai io. Esatto. Quindi ruggiamo assieme, prego. Grazie, auguri, passalo bene. Grazie e poi ancora. auguri anche, mi dispiace tanto, ho sentito che non partecipo poi più, però non mettiamo limiti alla Divina Provvidenza, tu sei veramente fantastico. Grazie. Ciao. Grazie ancora, un abbraccio grande e buon compleanno a te tra qualche giorno. Altre 2 telefonate, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh, maestro eccelso! Tu sei l'eccesso, lasciatelo dire, e lascia perdere i 200 euro, a meno che te li tieni, se ci vai al mare ci fai il pieno alla Vespa per conto mio. Allora, io questa mattina ti ho chiamato solo per farti gli auguri e io non mi occupo mai di vicende personali, ma tu stamattina mi hai stuzzicato con la famiglia di quel bambino di Napoli che è morto. Sì. Allora, se la famiglia voleva fare casino, voleva avere i soldi, non si sarebbe fermata alla prima offerta che gli è stata fatta dall'ospedale. Avrebbe giocato, avrebbe fatto il possibile per tirare, ok? Esatto. Quindi avrebbero onore... vergognosamente mercanteggiato e invece hanno espresso dignità. Esatto, hai usato proprio il termine che stavo per dire. Quella famiglia e quella madre hanno una dignità che pochi hanno e purtroppo questo ce ne siamo accorti tutti noi che siamo pensanti e che non siamo acefali. Dopo il Covid è uscita tutta la peggio disumanità che ci sia, lo vediamo tutti i giorni in qualsiasi luogo che frequentiamo, dal supermercato all'ufficio postale, in banca, ovunque, per strada, che siamo a piedi, che siamo in bici, che siamo in macchina, è una cosa veramente vergognosa. Il Covid ci ha distrutti, quindi la gente poi coi social, ovviamente la gente sembra che viva di odio, di disprezzo, di rabbia, di invidia, non dico tutti,
per fortuna, ma c'è tanta gente che vive veramente male. Ultima cosa riguardo all'Islam, purtroppo l'Occidente oppure è stato corrotto, e io la vedo veramente male, perché c'è una parte della politica che pur di andare al potere si sta appoggiando al voto etnico, e quindi il voto etnico porta anche al voto religioso, anche e soprattutto di quei partiti che fino a qualche decennio fa erano fieri di dichiararsi atei anticlericali, ma oggi stanno diventando sicuramente di nuovo clericali. Peccato che il clero che appoggiano loro fino a qualche, magari in qualche loro frazione, i cattocomunisti erano cattolici. Oggi stanno diventando islamo-comunisti, anche negli Stati Uniti. Ciao Antonino, Esatto. E di nuovo auguri, grazie. Grazie a te. Altre telefonate? Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Ah, sono Albino, ciao. E non so mai se sono in linea o meno. Maresciallo, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno Comandi. caro, buongiorno. Allora, due cose molto veloci come al solito. Movimento 5 Stelle. Io penso che per essere di 5 Stelle devi essere come un angolo di un triangolo acuto ma uguale a 0 gradi, il che non esiste, no? È una cosa allucinante, sono di un'ottusità e di un'ignoranza totale, si dividono in due categorie. I fan cavolisti, per non dire altre parolacce, ossia quelli che stanno il giorno a fare ripoltronare e beccano il reddito di cittadinanza, va bene? Oppure quelli la cui ignoranza, ma non capisco, sono suonati. Allora, una delle ultime, ogni tanto mi arrivano su Facebook, che sono amici oltretutto, delle cavolate, il manifesto con scritto, come si chiama, Pedro Sanchez, quella specie di individuo che in Spagna, 9.000 euro al mese di stipendio, la Meloni 35.000 euro al mese di stipendio, questa era proprio del governo, tutte puttanate allucinanti, ma ignoranti, basta, tagliamo corto. La seconda, Iran. Allora, questa mazza di grassatori, di banditi di strada degli anni 30, figli di buona mamma, ma come ci permettono, vogliono il pedaggio sullo stretto di Hormuz? Ma questi sono pazzi suonati come campane. La navigazione è libera, ci sono dei trattati internazionali, ma come si permettono? Maresciallo, una cosa, Maresciallo, io ti fermo un attimo, perché lo voglio dire a chi mi ascolta. Il principio della libertà dei mari è stato teorizzato da Ugo Grozio nel 600. 400 anni di diritto internazionale che se ne vanno a fare in culo per colpa dei barbuti di Teheran e di un presidente americano che non li ha ancora spazzati via dalla faccia della terra, questo regime di tagliagole che hanno più di 50.000 morti sulla coscienza e le mani sporche di sangue. Chiedo scusa, prego, procedi. No, grazie Antonino, hai fatto bene, questa precisazione molto importante, detta da te in special modo, questo è importante, perché a te la gente ti ascolta, magari a me dicono questo è un rompicoglioni. Comunque, no, sei un sottufficiale di Marina, quindi lo sai quello che stai dicendo, vai pure. Va bene, certo, grazie. Comunque dicevo, la fregatura qual è? Che questi fanno i prepotenti perché abbiamo un Occidente appecorato per ora verso la Mecca, già, attenzione, nessuno si rivolta, ma come? Tu metti in crisi un'economia a livello mondiale, diciamo pure, e l'Occidente è quello che paga, noi siamo quelli che paghiamo il prezzo maggiore e tutti quanti se ne battono il piffero, vanno a guardare 3 milioni, vanno a vedere che cavolo era lì, Temptation Island, l'isola dei famosi, quelle puttanate, però va bene così, la benzina, la nafta eccetera, qui ce l'abbiamo 2070, 2000, sì, vabbè 2,85, sì. 2,75, però va bene così, ma come? Ma anche le forze occidentali nostre, io non voglio alimentare le guerre per la carriera o incitare alla guerra, armati le partite, vabbè dai. Comunque dovrebbero fare qualcosa, invece tutti zitti, buoni per la carità, sempre appecorati, no? Noi, diciamo tutto l'Occidente, ci fregheranno quando, dove, come vogliono. Purtroppo è quello, sembra che questa massa di somari non lo capiscano. Comunque chiedo scusa come al solito per il mio modo di esprimermi, però purtroppo io sono incazzoso, sono nato il 15 agosto del 45, ho 81 anni e tra poco compio 81 anni. Ah, che bello, vabbè dai. Tanti auguri anche a te per il tuo compleanno, mi raccomando, giovane ragazzo. Okay, Grazie a te, un abbraccio. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì.
Oh, sono Adriana, Antonino. Oh, Adriana cara, buondì. Guarda, ti voglio dire solo tanti auguri e grazie per le tue perle di cultura. Meno male che ci sei. Grazie. Ciao caro. Ciao, Grazie ciao, ancora. e buon compleanno. Grazie. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Chissà chi c'è, pronto? Sì. Sono già io? Sì, caro Peno, buongiorno. Ciao Antonino, auguri, buon compleanno di cuore. Grazie. Goditi questa bella giornata di festeggiamenti. Grazie ancora. Guarda, ieri sera sono stato al San Carlone a mangiare, Ma no, non ci credo, non ho mai detto niente, hai fatto l'imboscata. Ho fatto l'imboscata, sono salito con l'Alfa su al San Carlone con mia moglie, siamo andati a mangiarci una bella pizza lì al ristorante accanto al San Carlone. Panorama straordinario. Taverna Paradiso. Terrazza Paradiso, sì, esatto. Terrazza Paradiso, sì. Lì è bello, c'è una bella vista su tutto il lago. Sì, a voglia. Dopodiché c'è stata una scena molto anni 80 nel finale, perché praticamente io ho scoperto che oggi le comande si prendono praticamente matchando il cameriere al tavolo, lui dice le varie comande nell'auricolare e questo viene preso in carico in nota e messo nel conto che poi vai a pagare. E se io penso come prendevo le note 35 anni fa quasi da mia zia Santina con la penna biro nera e il blocchetto di carta camminando sulle spadrillas, che alla fine della serata all'1 del mattino avevo un mal di piedi che la metà basta, cioè mi sono sentito così invecchiato. Gli ho fatti i complimenti ovviamente, però istintivamente sono uscito portando il borsello nella mano sinistra come l'autoradio. Ti ricordi? Una scena molto 1990. Ti ricordi quando andavamo in giro con l'autoradio nella mano sinistra? È la stessa cosa. Sì, infatti alla Carlo Verdrone. Esatto, sì, alla Carlo Verdone. Sì, no, ma quel posto lì è da anni che, cioè, stati da anni che hanno quel modo di prendere la comanda così ed è molto veloce, se no dalle altre parti hanno tutti il tablet e tac, mandano le comande. Sì, Comunque, no, anche io l'ho fatto all'epoca col taccuino. Sì, anche io l'ho fatto all'epoca quel lavoro lì, il mio primo lavoro era in una pizzeria ad Arona in Piazza del Popolo e anche io col taccuino e la penna a prendere le comande. Era sempre un cinema, poi le portavi in cucina o dal pizzaiolo ed era sempre una guerra che ti passavano davanti gli altri di qua, di su e di giù. Comunque, sono ricordi belli. Visto che sei stato qua dalle mie parti, colgo l'occasione per dire sì, il lago, anche prima l'hai detto, è veramente in secca. Io, a memoria mia, non mi ricordo di aver mai visto una secca del genere. C'è proprio veramente poca acqua e so che il traghetto che da Laveno porta a Verbagna, fanno andare su pochi mezzi perché è un pescaggio e sta iniziando a essere un gran bel problema anche per gli attracchi tutti del lago, perché le navi, ci sono alcuni tipi di navi che non possono viaggiare. E poi colgo l'occasione di usare la radio per un messaggio che può andare bene, visto che ci sarà tanta gente che verrà anche in montagna dalle mie parti, sull'Ossola, la Valsese, così. Anche a me piace andare in montagna, il lago mi piace un casino, ma lo vedo tutti i giorni. Allora io quando posso vado in montagna, infatti la settimana prossima inizierò ad andare. Prima tappa sarà l'Alpe Veglia, che c'è il rifugio Cai Arona, e poi c'è il laghetto delle Streghe, ma ci sono dei bei percorsi in mezzo alla natura. Vi prego, quando andate in montagna, a parte che in montagna non si dovrebbe neanche fumare, i moccini di sigarette, i fazzoletti, l'immondizia, io me la porto sempre a casa, un sacchettino dietro e tutto quello che io mangio, il panino con la pellicola del domo, così, si portano a casa oppure si trova al primo cestino e si butta via la roba. Non sporchiamo la montagna, ci sono in giro anche gli animali che potrebbero anche andare a mangiare per curiosità quelle cose lì e poi dopo stanno male. E soprattutto attenzione specialmente con le sigarette e gli incendi, perché qua dalle mie parti ci sono colline, montagne che stanno bruciando da un mese. Mi raccomando, abbiate rispetto della natura, perché la natura è la nostra vita e dobbiamo
conviverci nel migliore dei modi, non roviniamo questo pianeta che lo stiamo già rovinando, ma nel nostro piccolo anche queste piccole attenzioni usiamole, perché è bello andare in giro, è bello trovare i sentieri, è bello stare in montagna, in mezzo alla natura. Io vado in montagna, ho un affetto speciale perché dico sono più vicino a Dio e quando dico qualcosa sono sicuro che mi sente meglio, quindi anche una cosa un po' spirituale. Amiamo i nostri posti, amiamo l'Italia, vogliamoci bene soprattutto a noi stessi, che così possiamo voler bene anche al prossimo, al creato e a tutto il mondo. Io con questo ti saluto, ti faccio ancora tanti auguri, ti mando un abbraccio circolare e fatti sentire la prossima volta a non farmi le imboscate, va bene? Va bene, grazie. Pronto? Chi è là? Ne abbiamo altre due, credo. Pronto, sono io? Sì. Ciao Antonino, Raimondo da Padova. Innanzitutto Raimondo, auguri di buon compleanno. Grazie. E se passi di qua magari fa piacere incontrarti. Allora, ringraziamenti per il lavoro che hai fatto qua a Radio Libertà e in bocca al lupo per il futuro, il lavoro in futuro. Un altro ringraziamento perché forse su tuo invito che fai tutti i giorni, io dal 2020, non te l'avevo detto, dal 2020 sono donatore di sangue e poi ho scoperto di essere anche uno 0, pensavo di essere un B, figurati. Vabbè, è meglio ancora. La prima volta l'ho sorpresa e anche mia figlia poi che è 0 l'ha fatto anche lei. Poi ho visto una notizia sul walk che avanza che arriva dal Canada. La vuoi sentire? Sentiamo. Allora, le forze armate canadesi vietano le preghiere dei cappellani durante le cerimonie e dicono di sostituirle con riflessioni laiche. Quelli che hanno fatto lo sbarco, cos'era? Omaha Beach, no? Sì. Si rivoltano nella tomba perché senza i canadesi quella spiaggia non la prendevano. Appunto. Ecco, e ringraziamo quelli e tutti gli altri che si sono sacrificati. Ma purtroppo dobbiamo ringraziare il governo di sinistra che c'è in Canada, che è un governo liberal. È un governo i liberal mondialista, sono tipo i socialisti. Sì, Sì, certo, sono tipo i socialisti in Draghi, America. Draghi con lo sciroppo d'acero. E quindi Sì. è tutta una banda che è disprezzabile. E non aggiungiamo cose peggiori, epiteti peggiori che tutti possiamo pensare. Bene, tante belle cose. Poi se vuoi il mio contatto per scambiarci qualche messaggio, glielo lascio alla regia. Ok, grazie ancora, grazie. Pronto, chi è là? Ultima telefonata. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Antonino? Walter, sì, ci sono. Auguri, la sento sempre. La chiamo perché la ritengo una persona intelligente, Antonino. Grazie. Volevo fargli due domande, se per cortesia insomma mi può dare qualche spiegazione. Volevo sapere se secondo lei chi potrebbe essere il candidato sindaco a Milano nelle prossime elezioni e eventualmente nelle prossime elezioni politiche, signor Antonino, il signor Vannacci potrebbe entrare a far parte della coalizione per evitare un'eventuale sconfitta. Ecco, volevo sapere, signor Antonino, la risposta. Grazie, auguri. Grazie a lei. Allora, io voglio dirle con molta sincerità, Vannacci dentro il centrodestra lo sfascerebbe e basta, perché questo è quello che sa fare, non c'è altro. Io non oso immaginare che governo potrebbe venire fuori con la sua presenza e soprattutto quanta instabilità darebbe a una compagine che nel bene e nel male è durata 4 anni e mezzo, sia pure con discussioni e quello che volete voi, ma si è tenuta in piedi. E se poi il governo cade, figuratevi voi che cosa viene fuori. Tenete pure presente un'altra cosa.
Alle elezioni si discute anche chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, a seconda di chi le vincerà. Quindi fate molta attenzione quando fate la X in cabina. L'altra cosa che dico, ma per quanto riguarda il candidato sindaco a Milano, candidato sindaco a Milano, l'augurio è che sia un politico vero, con grande esperienza in tema di amministrazione, capacità, preparazione. Silvia Sardone potrebbe essere la persona giusta al posto giusto per quanto mi riguarda, sicuramente Silvia Sardone. Dopodiché cerchiamo di evitare figure tipo Bernardo, che disse che avrebbe fatto il sindaco part-time e che da ultimo è passato con Vannacci, quindi figuratevi un po' voi. Chiudiamo questa rassegna stampa con David Bowie, Life on Mars, 1971. C'è vita su Marte? Certo che sì, perché noi siamo fatti per guardare le stelle e il cielo non è certamente il nostro limite. Questo è l'augurio che mi faccio e che vi faccio in questo giorno, perché 46, ci pensavo prima, è pur sempre il numero di Valentino Rossi. Quindi, grazie a tutti, a più tardi con Capitaneria di Porto.